Un incidente fatale lungo la A4 ha coinvolto un veicolo leggero e due mezzi di manutenzione. Il bilancio è di 2 vittime. È quanto successo in direzione Venezia nel tratto a 3 corsie compreso tra Latisana e Portogruaro. Un incidente drammatico con un bilancio pesantissimo. 2 persone hanno perso la vita, entrambe a bordo di un'auto che, per causa ancora in fase di accertamento, ha travolto un cantiere stradale allestito per lavori di manutenzione. Il punto esatto dell'impatto è il chilometro 452, poco prima del casello di Portogruaro. In quel tratto era stato predisposto infatti un cantiere temporaneo lungo la corsia di sorpasso, la cosiddetta corsia 3, per consentire la sistemazione delle barriere centrali. L'area di lavoro era stata regolarmente presegnalata da oltre 1 chilometro, come previsto dalla normativa, e delimitata dai classici coni arancioni. Secondo le prime ricostruzioni, l'auto proveniente da Trieste avrebbe ignorato la segnaletica, superato la zona di preavviso e abbattuto la fila di coni. Successivamente il veicolo avrebbe impattato più volte contro la barriera di sicurezza centrale, perdendo il controllo e finendo con estrema violenza contro uno dei mezzi fermi all'interno del cantiere. Il mezzo colpito per primo era un veicolo di servizio di Autostrade Alto Adriatico parcheggiato regolarmente nella zona dei lavori. L'impatto è stato così forte da spingerlo a sua volta contro un secondo furgone appartenente a una ditta esterna incaricata degli interventi. Nel frattempo si ipotizza che alla base dell'incidente possa esserci stato un malore improvviso del conducente dell'auto. A bordo del veicolo leggero viaggiavano 2 triestini, Massimiliano Simonetti di 78 anni e Patrizia Furlanetto di 77. Entrambi sono deceduti sul colpo. Inutili purtroppo i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori del 118, giunti rapidamente sul posto anche grazie all'intervento dell'elisoccorso. Ferito invece in modo non grave il conducente del mezzo della ditta esterna. L'auto coinvolta ha anche preso fuoco subito dopo l'impatto, ma le fiamme sono state domate in tempi rapidi dal personale di cantiere presente in zona, che ha evitato conseguenze ancora più gravi. L'intervento ha richiesto l'arrivo dei vigili del fuoco, della polizia stradale e del personale tecnico di Autostrade Alto Adriatico. Le operazioni di soccorso, messa in sicurezza e rimozione dei mezzi incidentati hanno causato pesanti ripercussioni sul traffico. In direzione Venezia si sono formate code che hanno raggiunto i 4 chilometri, con rallentamenti proseguiti per molte ore.